Inchiesta aperta sulle 2 bombe carta esplose nella zona industriale di Godega Sant'Urbano nel Trevigiano. La paura nelle parole dei bersagli dell'atto intimidatorio. E grande paura stamane anche a Canale d'Agordo, spazzato da un fortissimo vento che ha letteralmente scoperchiato un albergo e 2 case a pochi passi dal centro del paese, fortunatamente nessun ferito. Un piano da 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dall'acqua alta, un progetto con mini paratie rimovibili per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. A Padova ieri sera la penultima tappa veneta di Salvini prima di quella odierna. A Venezia occasione per lanciare la volata di Zaia alle regionali, intanto il PD scioglie gli indugi, venerdì il direttivo decisivo. In Alpago un branco di lupi ha attaccato il bestiame dell'azienda agricola di un noto allevatore di pecore, sparito anche un asino. Finisce in Parlamento con un'interrogazione, l'ennesimo caso di agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto. È successo al Pio X di Vicenza. La padrona ha problemi di salute e non può portare in giro il suo cane. Un'associazione di volontari si offre per accompagnare l'animale, accade nella Marca. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 e dunque subito a Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano, il giorno dopo la paura per le 2 bombe carta sganciate in zona industriale di cui vi abbiamo dato conto ieri sera. Un atto intimidatorio che poteva avere conseguenze davvero peggiori su cui sta indagando ora anche la Procura della Repubblica, che ha aperto un fascicolo per il reato di uso di esplosivi. Al momento però non ci sarebbero indagati. Gli ho detto che non lascio nessuna dichiarazione. Ma un'idea se la sarà fatta sinora? Ma certo, ma però le sto dicendo che non lascio nessuna dichiarazione. Ha paura? Le chiedo solo questo. Grazie. Non se la sente di parlare l'imprenditrice la cui auto è stata bersaglio della prima bomba carta sganciata in via del Rovere. Sono le 16:20 quando 2 boati ravvicinati fanno letteralmente tremare portoni e finestre nel cuore della zona industriale di Godega. Il primo ordigno esplode su questa Volkswagen T-Roc bianca, ieri parcheggiata all'esterno, oggi dentro i cancelli con dei danni visibili. Lo specchietto divelto, il cristallo in frantumi, per terra i segni di quello che solo distrattamente potrebbe sembrare il residuo di una festa di carnevale. La seconda bomba esplode pochi istanti dopo, qualche metro più in là davanti al portone scorrevole dell'officina meccanica LP Car. La faccia del titolare è quella di chi l'ha scampata per un attimo. Prima un'esplosione, che penso fosse stata fuori, e subito dopo il boato qua vicino che sembrava dentro all'interno del capannone, invece l'era appena fuori qua del portone e basta. E dopodiché siamo andati fuori e fuori era sta nebbia, sto odore da polvere da spara e basta. L'esplosione è talmente forte che solleva persino il lamierato del portone, solo per caso non c'erano persone e operai nei paraggi. Ero là così, perciò le 10 metri in linea d'aria non so che è successo, e con il portone aperto. Sì, è stato un boato. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri del comando di Conegliano. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere, soprattutto quelle private. Al momento non ci sarebbe nessun testimone diretto. Tutte le ipotesi sono aperte, anche le più inquietanti. Sul momento pensavamo una bravata di qualcuno. Basta, altro no. Ma quando abbiamo visto i danni sulla macchina non era una bravata, insomma. Penso fosse più mirato il discorso, non lo so. E ci sono stati davvero momenti di paura questa mattina anche a Canale d'Agordo, spazzato da un fortissimo vento del Föhn che ha letteralmente scoperchiato un albergo e 2 case a pochi passi dal centro del paese. L'hotel danneggiato è il Val Gares, l'effetto rotore del vento si è infilato sotto le falde del tetto che è stato sollevato finendo a monte della struttura. I danni sono ingenti. L'intervento dei vigili del fuoco di Agordo con i volontari di Selva di Cadore si è protratto fino a tardo pomeriggio. Poche centinaia di metri più avanti a subire le stesse conseguenze sono state 2 case che si affacciano nella stessa via. A Falcade il vento ha scoperchiato un tabià in vicolo Froi e a Sospirolo le violente raffiche di vento hanno sollevato il cupolino della palestra finito sul tetto della scuola devastandolo. Robert Thierry, meteorologo dell'ARPAV di Arabba, riferisce che si è trattato di una coda della tempesta che dopo aver colpito l'Europa occidentale ha attraversato le Alpi. Il forte vento che si è rovesciato anche nelle valli bellunesi è in fase ora di esaurimento.
Un piano da 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. È il progetto commissionato dal Consorzio Venezia Nuova per difendere il cuore della città dalle maree che non prevedono l'azionamento del Mose. 30 milioni di euro per salvare Piazza San Marco dalle acque alte. Con il Mose in drittura d'arrivo, il Consorzio Venezia Nuova ha commissionato un piano di messa in sicurezza della zona più bassa e fragile di Venezia. Gli interventi si articoleranno in una serie di opere specifiche, tra cui la sostituzione dell'attuale molo frangiflutti, la posa di piccole paratie rimovibili in acciaio e legno, alte 40 cm, lungo la riva più esposta di San Marco, la pulitura, il restauro e la parziale impermeabilizzazione dei cunicoli. Nel momento stesso in cui il Mose va in funzione a 1,10 m, Venezia è al riparo da quella quota in su. Ma la piazza, essendo il punto più basso della città, si allaga prima di 1,10 m. Quindi noi, il progetto che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto proprio per metterla in salvaguardia dal 1,10 m in giù. Ora il progetto dovrà passare al vaglio dei vari enti preposti, tra cui il Provveditorato alle opere pubbliche e la Sovrintendenza. Dopodiché si potrà dare il via ai cantieri. Noi riusciremo, in base al progetto, a quantomeno in modalità provvisoria a far funzionare gli impianti per evitare l'allagamento della piazza dopo dall'inizio lavori circa 2 anni e mezzo. Il cantiere prevede 2 basi, una a fianco del campanile di San Marco, l'altra su un pontone di fronte al pontile del Provveditorato, e sarà organizzato in modo da limitare i disagi. La calendarizzazione di questi microcantieri, tra l'altro, dovrà essere per forza di cose concordata con tutti i soggetti interessati, e quindi Provveditorato, Sovrintendenza, amministrazione comunale, esercenti di Piazza San Marco, proprio perché deve essere, come dire, l'impatto deve essere il meno invasivo e deve recare il meno disturbo possibile. E ora torniamo a parlare invece di coronavirus, perché mentre sale il numero delle vittime e dei contagiati, il direttore dell'ULSS 2, Marca Trevigiana Benazzi, dice che ad aprile dovremmo essere liberi dall'emergenza. Possiamo citare aprile come un mese dove dovremmo essere liberi da influenza e liberi anche da coronavirus. Secondo il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, il mese di aprile potrebbe essere quello di una svolta per l'epidemia da coronavirus, mentre sale ad oltre 1.000 il numero delle vittime e a più di 43.000 quello dei contagiati in tutto il mondo. La Regione Veneto intanto ha ricevuto l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, relativa agli studenti di rientro dalle aree a rischio contagio perché siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale, ovvero che si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio. Si stanno dunque adottando tutti i mezzi per arginare l'emergenza. Anche a Treviso la rete creata riesce a dare risposte ai cittadini, spiega Benazzi, che rassicura nella Marca la situazione tranquilla. I casi che abbiamo sono risultati tutti negativi, all'oggi non abbiamo casi. Nel frattempo, oltre all'emergenza sanitaria, il coronavirus sta creando gravi ripercussioni dal punto di vista economico e turistico. Il governatore del Veneto, Zaia, alla BIT di Milano, ha parlato di cataclisma e si fa una prima stima delle ricadute in termini di presenze di cittadini cinesi nella nostra regione. Si stima in Veneto 1 milione di presenze in meno. 1 milione possono sembrare tante, ricordo però che la Regione Veneto fa 70 milioni di presenze all'anno. A questo 1 milione di cinesi si aggiungono anche mancate presenze di altri mercati che per questa, diciamo, psicosi da viaggio, paura del coronavirus, e quindi potremo stimare circa 3 milioni di presenze in meno. Difficile al momento però quantificare le ripercussioni anche dal punto di vista economico di questo calo di presenze turistiche legate al coronavirus. Abbiamo visto però qualche valutazione che parla dello stesso PIL della Cina, da +6 che l'ultimo anno ha registrato di crescita, già si parla di un +3,5-4%, cioè una perdita del 2%. Non è una cosa da poco, e questo evidentemente significa meno soldi per i cittadini cinesi per muoversi, e poi c'è l'aspetto sanitario, per cui l'isolamento che sta subendo la Cina lo pagheremo in parte anche noi. E c'è la politica al centro della serata padovana, perché ieri sera in un teatro Geox pieno di sostenitori è arrivato Matteo Salvini per la sua tappa veneta, l'occasione per lanciare la volata a Luca Zaia verso le regionali di maggio.
Il Veneto è un'eccellenza da tantissimi punti di vista, i veneti sono gente concreta, sceglieranno con la testa, col cuore, in base a quello che Zaia e la Lega hanno fatto per loro in questi anni, e quindi sarò più presente in altre regioni dove ci sarà più bisogno. Non serve la campagna elettorale, Zaia ha già vinto. Matteo Salvini, incontrando il popolo leghista veneto, dà per scontata non solo la candidatura di Zaia, governatore veneto, ma anche la sua rielezione. Sono al lavoro per un centrodestra unito, anche se in questa regione la Lega ha tutti i numeri per far bene anche da sola, spiega Salvini, che nel salotto allestito per l'occasione al Teatro Geox di Padova è seduto a fianco al campione di sci Cristian Ghedina. Ghedina avrà i mondiali 2021, le Olimpiadi 2026 e poi Cristian Ghedina che resta lì. Una tappa veneta che potrebbe essere l'unica, visto che il leader del Carroccia ha annunciato che sarà presente nelle regioni dove c'è più bisogno. Salvini non bada molto alle sardine radunate al Portello, ma sul candidato del centro-sinistra veneto non ha dubbi. Possono candidare con tutto il rispetto anche la Befana o Mago Merlino, ma penso che avrà poche speranze di passare in Veneto, perché ripeto, dalla sanità, in cui in Veneto è primo in Italia, i numeri sul turismo, sulla disoccupazione. La cosa che mi rende orgoglioso è che è l'unica grande regione che non applica la tassa regionale, il super ticket regionale, quindi queste sono scelte che pagano. La consueta ondata di selfie dopo il dibattito non ferma però anche una riflessione sull'autonomia. Sull'autonomia è passato un anno perso, perché per colpa dei 5 Stelle non si è arrivati a una definizione, il PD ovviamente neanche ci pensa. Il fatto positivo è che tante altre regioni italiane si sono accorte che introdurre criteri moderni, concreti, efficienti, i principi del merito e della responsabilità fa bene a tutto il paese, da nord a sud, e quindi torneremo al governo con una squadra più compatta e più coesa rispetto all'esperienza precedente, e l'autonomia farà bene non solo al Veneto e alla Lombardia ma a tutta Italia. E c'è stata una sfida a distanza tra Salvini e il popolo delle Sardine, che in contemporanea al leader leghista si sono date appuntamento nello storico rione del Portello per una manifestazione che hanno definito di confronto e non di opposizione. Perché dobbiamo in tanti dire no a tutto quello che Salvini dice, che non ci rappresenta. A me piacciono proprio le idee delle sardine, quindi questo essere contro le discriminazioni, questa pulizia di fondo di cui secondo me c'è proprio tanto bisogno. Non saranno state le 7.000 in Piazza delle Erbe del 1° di dicembre, ma di sicuro erano migliaia anche questa volta, circa 2.000 per gli organizzatori, almeno 1.000 in più. Le sardine padovane hanno sfidato il freddo e si sono trovate al Portello, storico luogo di acque della città, per lanciare la loro sfida a Matteo Salvini, che dall'altra parte di Padova era impegnato a sostenere il governatore uscente Luca Zaia. Hai sbagliato citofono, Salvini non sei benvenuto, e l'ormai classico slogan Padova non si lega, il Portello si anima di grandi sardine colorate. Ci accostiamo a un linguaggio di accoglienza, di pacifismo, democrazia, quindi non soltanto noi contrastiamo l'odio della destra e della Lega in particolare, ma diamo un'alternativa. Sul palco si alternano giovani attivisti, musicisti, attori, cultura e bellezza come uniche armi contro la politica dell'odio, scandiscono più volte gli organizzatori. Prende la parola anche Andrea Penacchi, attore che porta in scena il suo personaggio, il Poiana, un cittadino deluso dai suoi rappresentanti politici di destra. Io venire a insegnarmi in Parlamento, anzi no, me candido mi. E così va in Parlamento il Poiana, la peste sulle 2 famiglie. Una piazza variegata, certo il Veneto non è l'Emilia Romagna, ma il messaggio che si vuole lanciare alla Lega è chiaro. Diciamo che vogliamo far vedere che anche noi abbiamo le nostre idee. Penso che sia un movimento positivo di risveglio delle coscienze. Tanti anche gli esponenti politici che si sono mescolati alle sardine, le assessore civiche Nalin, Gallani e Benciolini, il segretario provinciale del PD Ivis e Margherita Colonnello, consigliera comunale democratica. A metà della manifestazione arriva anche Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, in pole position come possibile candidato di centrosinistra alle regionali in contrapposizione a Zaia. Anche lui benedice la piazza. E qua Zaia dall'altra parte è un po' un messaggio di sfida.
Ma no, non c'è una sfida. È chiaro che sono due modi diversi di intendere la partecipazione, di intendere l'amministrazione e la vita delle città e dei territori. E sono delle giornate decisive per le regionali venete. Il Partito Democratico si prepara per la direzione regionale convocata per venerdì sera, da cui dovrà uscire formalmente, ufficialmente il nome del candidato. Entro questa settimana bisogna assolutamente determinarsi. Sono state fatte tutta una serie di discussioni, penso che abbiamo ascoltato l'inascoltabile, adesso è il momento di decidere con che uomo o che donna farci rappresentare. Insomma, venerdì San Valentino si deve decidere. Chissà che la festa degli innamorati non metta tutti d'accordo e renda più dolce e distesa la direzione del Partito Democratico convocato per scegliere definitivamente che strada intraprendere per le regionali. Il 14 febbraio, dunque, i democratici veneti cercheranno l'intesa. Sarà il nome del civico Arturo Lorenzoni a riunire il centrosinistra o l'orgoglio del partito tirerà fuori dal cilindro un altro nome? Ormai è escluso che sia il vicentino Giacomo Possamai che si è già tirato indietro, più insistenti le voci su Stefano Fracasso. Le correnti all'interno del partito si fanno sentire e a queste si aggiunge anche Italia Viva che prova a dire la sua. L'incertezza è solo sul nome e non sul programma. Tutti assieme dentro il Partito Democratico dobbiamo trovare una sintesi. Ci sono varie anime, varie proposte messe in campo. La cosa principale che emerge dalla piazza delle Sardine di ieri sera, da quelle precedenti, dai movimenti, dai partiti, da tutto il centro-sinistra, io lo rivendico da tempo, è che dovremo stare tutti assieme. Non mi pare che ci siano le condizioni perché qualcun altro, come dire, vuole un po' distinguersi, contarsi. Non serve, non fa il bene di una proposta alternativa al governatore uscente. Il segretario Dem, che lunedì sera ha partecipato al raduno delle Sardine a Padova, risponde anche a Salvini, che dà per scontata la vittoria di Luca Zaia in Veneto. Bisognerebbe chiederlo ai cittadini che magari vanno al pronto soccorso e si vedono fare aspettare settimane per un esame, o chiedere a qualcuno come mai non c'è un biglietto unico in Veneto dei trasporti pubblici. Io penso che ci sia un'onda lunga nuova che parla un Veneto diverso e che qui noi dobbiamo sapere interpretare. In Veneto non c'è partita, vince Zaia, punto. Lo ha detto ieri sera al Ring l'ex sindaco di Verona e sfidante governatore nel 2015 Flavio Tosi, al lavoro per costruire un nuovo movimento di pragmatici per le elezioni nazionali e dice non si candiderà alle regionali. È un dato di fatto che le regionali si votano fra fine maggio e inizio giugno ed è un dato di fatto che vincerà Luca Zaia, nel senso che quello mi pare sia abbastanza... Cioè dice non c'è gioco? È scontato. Sardini in campo, niente, tra poco ne vedremo. In Veneto non c'è partita. Non c'è partita. Commetto con Salvini quello che vuole, che prima di 2 anni le politiche non ci sono, non anche ci perché saranno, fra 2 anni esatti si vota il Presidente della Repubblica e quindi io immagino che l'attuale maggioranza di governo voglia arrivare almeno fino a quella scadenza. Quindi resta quello. Della partita regionale? Potrebbe far parte lei? Della partita regionale personalmente direi di no, dopodiché vedremo cosa, insomma, è chiaro che a qualcuno daremo una mano perché è giusto, hai tanti amici, tante persone che conosci, a qualcuno dai una mano perché insomma star fuori per chi è abituato a fare politica sarebbe una cosa anche strana, però personalmente no, personalmente aspetto. Salvini è una persona abilissimo politicamente, abilissimo comunicatore, capacità di governo zero e neanche vuole governare, cioè lui è scappato via dal governo perché ha detto stesso al governo, perdo voti, scappo via. E l'ha messo in pratica. Non credo che non sia d'accordo e lasciare che i problemi li risolvano gli altri per lui. Certo, in maniera molto cinica ha fatto questo. È un calcolo elettoralistico. Ci fermiamo ora per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In Alpago un branco di lupi ha attaccato il bestiame dell'azienda agricola di Franco Pianon, notissimo allevatore della pecora riconosciuta presidio Slow Food. L'attacco risale a 15 giorni fa, ma la notizia si è diffusa solo oggi.
Non sono ancora state trovate le carcasse di almeno una decina di pecore e di un asino che la notte dello scorso 29 gennaio sono fuggite dall'assalto di un branco di lupi che ha tentato di predare i capi custoditi nel recinto dell'azienda agricola di Franco Pianon in Alpago, fra Tambra e Chies. L'allevatore, conosciutissimo per la sua attività di allevamento della pecora dell'Alpago, Presidio Slow Food, riferisce che ad agire sono stati almeno 4 lupi distintamente visti dai suoi collaboratori che svolgono l'attività di pastori. Non ci fossero stati loro, dice Pianon, pure i miei 10 maremmani non avrebbero avuto scampo. In Alpago è caccia alle carcasse dei capi fuggiti dall'azienda Pianon. La conta servirà ad avviare le pratiche di indennizzo che si aggiungeranno alle centinaia di richieste al vaglio della Direzione Regionale Agroambiente. Contrariamente a quanto avevamo riferito nel TG delle 12.30, non ci sarebbe stato alcun sopralluogo dei tecnici regionali dell'azienda di Franco Pianon, ma un contatto telefonico fra l'allevatore e la referente della speciale sezione creata in regione dopo l'adesione al progetto europeo Wolf Alps. Nell'ultima settimana nella stessa zona sono sparite 10 pecore da un allevamento di Chies d'Alpago, un pastore biellese è stato azzannato ed è morto a Canè di Limana e una cavalla è stata gravemente ferita nella fattoria didattica Visome alle porte di Belluno. La notizia dell'attacco ai capi dell'azienda Pianon si è però diffusa con un grave ritardo e c'è chi si domanda come mai le autorità preposte abbiano silenziato l'episodio che da qualsiasi parte lo si guardi contribuisce a tenere alta l'attenzione fra allevatori e agricoltori bellunesi. Di danni causati alla fauna selvatica si è parlato anche durante il tavolo verde che si è riunito ieri sera a Cesio Maggiore. Le ultime stime degli uffici provinciali dicono che la popolazione di ungulati, cinghiali esclusi, si aggira fra i 33 e i 35 mila capi e le domande di risarcimento da parte degli agricoltori si moltiplicano. Nel 2019 sono state registrate 135 denunce, di cui 98 da aziende agricole e 37 da privati, per un ammontare complessivo di oltre 220.000 euro di danni. Aggressione in carcere al San Pio X di Vicenza, vittime di un detenuto africano, 2 agenti di polizia penitenziaria. Ora il caso finisce in Parlamento. Violenza in carcere. Al San Pio X di Vicenza un detenuto africano del Mali prende a calci e pugni 2 agenti di polizia penitenziaria. Il caso finisce in Parlamento. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia, presenta un'interrogazione ed esprime solidarietà e vicinanza agli agenti vittime dell'aggressione, la cui colpa sarebbe stata quella di intervenire a difesa di altri detenuti attaccati dall'immigrato. È le prove evidente che il sistema penitenziario nel regime aperto non funziona e ancora di più chi trarre le spese è il corpo della polizia penitenziaria. Insomma, non si può più aspettare, bisogna assumere ogni iniziativa utile a salvaguardare chi lavora negli istituti detentivi. Per questo il sindacato chiede una volta per tutte dei taser che gli agenti di polizia penitenziaria possano usare per difendersi. Noi riteniamo che oggi più che mai, come accade in tutti gli istituti d'Italia, sia indispensabile che si debba pensare al decreto legge dove fornire la polizia penitenziaria dei taser affinché si possa intervenire in situazioni di criticità e salvaguardare l'incolumità della polizia penitenziaria. Adesso la storia di Axel, un labrador di 9 anni e della gara di solidarietà per accompagnarlo in passeggiata aiutando la sua proprietaria. Ciao Axel! Eccolo Axel nella sua prima uscita speciale. Ad accompagnarlo non c'era solo una persona, ma una ventina di volontari che hanno preso a cuore la sua storia. Questo labrador di 9 anni vive con l'amata padrona che per problemi di salute non riesce però più ad accompagnarlo nelle sue passeggiate quotidiane. L'associazione SOS Zampe in Difficoltà, nata nel 2017 per aiutare cani e gatti, ha deciso di occuparsi di Axel lanciando un appello su Facebook per trovare qualcuno disponibile a portarlo fuori e la risposta ha superato ogni aspettativa. Apriamo questa raccolta nominativi, la chiudiamo immediatamente perché in brevissimo tempo abbiamo tirato su 20 persone. Nei giorni scorsi il progetto si è concretizzato e ad accompagnare Axel insieme agli altri anche un ragazzo diversamente abile e la sua tutor. Sabato c'è stata la prima uscita, siamo in 20 nel gruppo Axel, il cane esce tutti i giorni,
ed è nata una cosa bellissima. In questo modo il Labrador potrà rimanere nella sua casa senza rinunciare alle passeggiate. Axel è un cane che rimarrà nella sua famiglia, dunque la sua mamma, diciamo, è felicissima di questa cosa qua, ci ha aperto le porte di casa e ci ha dato la possibilità appunto di creare questa bellissima cosa. Il progetto partito con Axel è pronto ora ad aiutare altri proprietari di cani che per l'età o per problemi di salute non riescono ad accudire i loro amici a quattro zampe senza però doverli dare in adozione. E siamo partiti proprio sperimentando questa cosa, non pensavamo che fosse una cosa veramente così tanto sentita e di conseguenza siamo aperti ad aiutare veramente altre persone per evitare appunto che questi cani vadano in canile oppure finiscano la loro vecchiaia magari in altre famiglie. Questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, ospite Paola Mar, assessore al turismo del Comune di Venezia. Naturalmente si parlerà di Carnevale ma anche dei contraccolpi di acqua alta e coronavirus. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Benvenuti al meteo. Alta pressione, il tempo si mantiene stabile sul nostro territorio. Vediamo la previsione per mercoledì 12 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia nubi basse e locali nebbie sulle pianure, specie nelle ore più fredde. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra -2 e 3 gradi, massime invece con punte addirittura di 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sole su tutti i settori, anche qui addensamenti sulle zone costiere ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece sui 14 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con cielo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime intorno a -3 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.